ma si ricordino loro signori che hanno mangiato, e qui lo sottolineo 10 volte a caratteri di fuoco, tutti i risparmi e i sacrifici di mio papà e di mia mamma. Claudio è ancora qui, in Piazza dell'Armi, e indica quella scritta che per la sua famiglia è diventata un incubo. Ancora qui, a 24 ore da quelle urla. Viva i 4 delinquenti! L'anno scorso fu lui a minacciare il peggio davanti all'allora direttore generale, Cristiano Carrus. Io in quel momento là ho pensato veramente di suicidarmi. Questa volta è stata sua sorella Mara a tentare di farlo con una siringa di insulina e lui sostiene non ne sapeva nulla finché non l'ha vista e la sua disperazione è riemersa. Avevano un appuntamento in banca, l'ennesimo, per cercare di uscire dall'incubo che li perseguita da 3 anni. 2 milioni persi. I risparmi totali di una famiglia di 2 genitori e 5 figli. Abbiamo lavorato per ben 50 anni e risparmiato al massimo, non ci siamo mai divertiti, non abbiamo mai fatto spese folli. Una storia come molte tra gli 88.000 risparmiatori traditi, convinti a vendere BTP, ad acquistare obbligazioni trasformate poi in azioni nonostante la loro volontà contraria. Telefonate, incontri, promesse che tutto andrà bene, fino all'azzeramento delle azioni in una situazione kafkiana. Il risparmio che era stato utilizzato era totale, cioè era tutto quello che noi avevamo. Oggi ci sono 2.600 euro in conto corrente, lui e i suoi fratelli tirano avanti solo grazie alla sorella. Il peso è tutto sulla sua persona, noi viviamo in questo momento, e non sono favole, con lo stipendio di mia sorella. Un peso che l'ha spinta per disperazione a minacciare il suicidio, creando il caos che ieri ha tenuto in scacco per ore la filiale. Disperazione e rabbia come quando un giorno Fagan ha visto per strada l'ex presidente Flavio Trinca. E gli ho detto: bravo Trinca, ci hai mangiato tutto. Lo sapete, a chi mi sta vedendo, cosa ha detto? E se n'è andato vestito come un giovincello con la sua bella valigetta e ha fatto un sorriso inqualificabile. Davanti a sé vede un futuro nerissimo e tanta sofferenza. Si cerca di andare avanti, ma quando gli chiediamo se rifarebbe il gesto di un anno fa, lo stesso di sua sorella, risponde così. Io sì, perché la disperazione porta a queste cose.